L'atteso derby tirrenico di promozione tra Nuova Rinascita Patti e Orlandina sorride ai paladini che sbancano il comunale di Brolo e volano in zona playoff. Gara che si apre dopo 4 minuti con i pattesi in avanti, ma il colpo di testa di Munafosi perde alto. Poi però l'Orlandina inizia a spingere, ci prova Rojas di testa al settimo di gioco con palla di poco al lato. Ospiti che reclamano anche un possibile rigore su Iuculano, ma il signor Ferlazzo lascia giocare. Paladini pericolosi al 12° con la girata acrobatica di Ceraolo che finisce sul fondo, quindi al minuto 19 Iuculano pesca in area di rigore pattese Ceraolo che da posizione defilata coglie il palo esterno. La Rinascita non sta comunque a guardare, rispondendo prima con il tiro di Tuccio che finisce alto non di molto e poi con la conclusione da fuori di Mastriani che Scinaldi disinnesca con qualche apprensione, ma al 39° l'Orlandina sblocca il derby su calcio di rigore concesso dal fischietto palermitano per un fallo in area di Collorafi su De Gregorio e con lo stesso centravanti Paladino che dal dischetto spiazza Puzzo portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa la squadra pattese cerca di rimettere la sfida in parità e al 47° solo la decisiva parata di Scinaldi nega a Mastriani la gioia del gol. Bianconeri che insistono, ma la punizione di Mosca 2 minuti dopo non c'entra lo specchio della porta. Bersaglio che la Rinascita trova comunque al minuto 50 grazie a Triscari che di tacco gira in rete l'invito di Mosca riportando tutto in perfetto equilibrio. Ma l'Orlandina non ci sta e dopo un penalty invocato su De Gregorio, sul quale il direttore di gara dice di no, i paladini tornano ad attaccare sfiorando più volte il vantaggio, prima con Iuculano che di testa manda di un soffio al lato, poi con De Gregorio che in girata conclude fuori non di molto e al 70° con Giaimo che da fuori costringe Puzzo agli straordinari. Sono le prove del gol che arriva al minuto 75 quando il neoentrato Praticò riceve in aria e dopo aver scartato con una finta Mosca indirizza in rete facendo così Rinascita Patti 1, Orlandina 2 e gioia incontenibile per il classe 99 Paladino. Nel finale di match Orlandina che potrebbe anche arrotondare il punteggio, ma le conclusioni di Iuculano all'80°, di Merendino 3 minuti più tardi e di Raneri al 95° non sortiscono l'effetto sperato. L'Orlandina sale in classifica a quota 16 punti e si porta al 5° posto, mentre la Rinascita Patti rimane ferma a 5 in quart'ultima posizione.